proviamo qualcosa di nuovo. Ui! Bello! Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Dopo un po' di tempo, sto mese poche uscite e poche cose da raccontare, ma oggi finalmente facciamo un'uscita dove proviamo qualcosa di nuovo. Cambiato Action Cam, siamo passati a DJI dopo un annetto con GoPro. Diciamo che la GoPro funzionava benissimo, non c'era bisogno di cambiarla, ma mi sono fatto ingolosire e essendo riuscito a vendere la GoPro a un prezzo abbastanza decente, ho deciso di fare il passaggio. L'unico motivo per cui ho preso GoPro l'anno scorso era che solo su quella esistevano delle lenti grandangolari. Adesso ci sono sia su questa che sulla Insta. Ho preso il pacchetto Enhanced Combo su Amazon, costa circa 430 euro. Dentro trovate la telecamera, 2 batterie col caricabatterie, 2 attacchi magnetici tipo questo, il selfie stick e accessori vari. La cosa che manca è la lente grandangolare, che per il momento è introvabile. Forse ho trovato una soluzione tramite AliExpress, ma devo aspettare un attimo. Oggi la testiamo, vediamo come va. Sbaglierò qualche inquadratura, ma proviamo. Mettiamo quadratura della pettorina. Più asciutto qua che per strada. Ottimo. Brutta linea. Quindi bene, cambio inquadratura e andiamo sul casco. Dopo arriviamo giù, darò un'occhiata. Ciao, grazie. Appena in sceso ho dato un'occhiata alle inquadrature, sembra fatto male, soprattutto per il verticale. Devo vedere l'orizzontale, anche dal casco in verticale è buono, però sì, l'orizzontale è quello che mi preoccupa del casco senza lente grandangolare. No, vediamo, oggi testiamo, tanto un po' di vista. Arrivati in cima, oh, guarda che come mi illumina, non c'è un cazzo di luce, eppure già l'anteprima sembra pieno giorno. Beh, quindi adesso proviamo a scendere così, perché se metto in modalità poca luce non mi lascia usare l'inquadratura quadrata, diciamo, tutto il frame, e quindi dopo non riuscirei a tagliarla. Dopo, quando viene buio usiamo quella e vediamo come viene. Oggi test, così. Ui! Bello, questo percorso piace un sacco. Una volta era quasi filo sto pezzo, adesso non più. Ho fatto 2 discese, un po' di vlog come avete visto,
Ho partito con il 90% di batteria, ancora 63. Direi che finché non si va in bike park 3 batterie non servono, poi comunque questa è una carica veloce, quindi forse non serviranno neanche in park. Stavo già dimenticando che adesso per la notturna andremo a testare la luce che mi è arrivata che ho preso su AliExpress. 5000 lumen, metteremo sul casco e batteria in tasca e si vola. Volendo l'attacco anche per il manubrio, e questo c'è un attacco per il telaio. Eccoci, modalità notturna. Adesso sistemiamo tutto. Abbiamo un Dennis nel buio lì che fa foto e testiamo. Ui! Siamo arrivati in fondo questo giro. Direi che l'abbiamo testata il meglio possibile, di giorno, notte, tutto. Una nota sono partito con il 90% di batteria e sono arrivato al 28 alla fine del video senza mai cambiarla. Quindi queste batterie è tanta roba. Penso che per il momento sicuramente 2 bastano e avanza. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, un commento, ditemi la vostra, ci vediamo al prossimo. Ciao!